Bene, eccoci insieme anche oggi. Una delle notizie più sorprendenti ricevute in tempi recenti, a mio parere, è stata la notizia di un incontro che è stato promosso da Promex, che è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Padova per la internazionalizzazione, incontro promosso per sviluppare le relazioni commerciali fra Italia e Libia, soprattutto nel campo medico e sociale. Cioè, la Libia, nell'immaginario collettivo, devo dire, non è uno dei mercati più tranquilli, almeno a quanto pare in questo momento. A quell'incontro ha partecipato Massimo Pulin, che è il presidente di Confapi Sanità Veneto e che abbiamo il piacere di avere ospite in studio. Per quanto riguarda la provincia di Padova, nel 2017 sono stati esportati beni per circa 40 milioni di euro nel territorio libico e a livello complessivo il settore medicale è il terzo per valore di esportazione in tutto il mondo. Detto questo, la domanda è ovvia, anche il titolo della trasmissione porta un punto interrogativo. Ma si può commerciare con la Libia? Beh, buongiorno innanzitutto. Allora, commerciare come si commercia in tutto il mondo, si commercia anche in Libia. Se ricordiamo un film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza. Questa è una battuta. Visto che parliamo di settore medicale. Però diciamo che è un paese che ha tutte le necessità come gli altri paesi. Assolutamente, certo, ci mancherebbe. Dall'alimentare alle bende per gli ospedali, attrezzature chirurgiche, ne hanno necessità, le comprano anche loro, le acquistano anche loro. Pertanto dire che è un paese che è del tutto ingessato in parte è vero, in parte che no. Non ha un'immagine facile però, ecco. È un territorio difficile, io vengo da un'esperienza, sono stato a maggio una settimana a Misurata, che poi è la capitale, è come Misurata, oltre ad essere la città-stato che ha fatto fronte al Daesh, agli integralisti, ma è anche la città, chiamiamola la Milano libica, perché tutti i capitali finanziari sono quasi tutto a Misurata. Ecco, ma lei che c'è stato? Il paragone con Milano regge? No, non regge, ma regge nel contesto libico, nel senso che se vogliamo paragonarla, dargli un paragone, la capitale finanziaria è Misurata. Okay. Non è certo una Milano. Misurata fa 400.000 abitanti, non ne fa 2 milioni. Adesso è tutta da ricostruire, gli ospedali sono da ricostruire, le strade sono da ricostruire. Pertanto insomma, mi viene in mente vedere le città della Bosnia o della Croazia post-bellica. Insomma. Ecco, solo che appunto Bosnia e Croazia post-bellica. Quello che noi percepiamo è che là non siamo nella fase post-bellica, tant'è che recentemente c'è stata una sorta di sommossa, tentativo di colpo di Stato. Allora, ci sono due governi. Allora, il governo ufficiale di Sarraj, che è a Tripoli, che è sostenuto dalla comunità internazionale. C'è il governo non riconosciuto che è a Tobruk, dopo ci sono altri 2 o 3 governi sparsi per le città, che poi non sono governi ma sono regioni, insomma, sono i governi delle regioni. Già questo dice che non è una situazione semplice. Non è semplice perché è difficile operare un territorio del genere. Il problema grande è lo sblocco delle attività, ovvero delle lettere di credito che la banca centrale, non avendo un interlocutore unico, ma avendone più di uno, fa fatica a relazionarsi. Pertanto chi va a esportare, chi va a proporre le merci, no, perché è difficile andare, è anche pericoloso, però chi intende avviare delle attività facendo venire qua degli ospiti, dopo ti ritrovi bloccato perché anche loro stessi fanno fatica a iniziare le attività per far arrivare dei pagamenti. È praticamente impossibile, la banca centrale è bloccata da circa 8 mesi, un anno. E allora? Arrivano i sostentamenti di prima necessità, latte, alimentari, quelli arrivano, però dopo mi dicevano settimana scorsa che ci sono le derrate alimentari che sono ferme nei container, nelle stanze frigo, per cui la gente comincia veramente non dico ad aver fame, però a far fatica a far trovare il piatto di pasta o
o i legumi o la frutta, ma non perché non ce ne sia, perché chi li ha importati non è stato pagato, per cui tiene tutto fermo nei magazzini generali. Cioè, ho imparato che la percezione che riceviamo dai media spesso non è poi attinente alla realtà, ma mi sorprende sentire dire la gente comincia ad avere fame, perché quello che noi ormai riceviamo dalla Libia, ma da tempo, cioè, non è la situazione di un paese in cui uno la mattina va a lavorare e a fine mese c'ha lo stipendio, oppure è così? Allora, è un paese che vive come tutti gli altri paesi, con mille difficoltà, gli stipendi vengono quasi regolarmente pagati, sono in ritardo circa 5-6 mesi, perché vai al mattino a lavorare e torni al pomeriggio, i negozi di alimentari scarseggiano di quasi tutto, però c'è, non è che muore di fame. Il problema è quando le varie milizie incominciano non più ad andare d'accordo e allora là si ferma, si blocca tutto e si blocca anche tutte le attività che ne conseguono, per cui anche le attività imprenditoriali. Teniamo presente che il popolo libico è un popolo di commercianti, gente che è abituata ad andare in giù per il mondo a comprare e vendere, sono dei veri commercianti. Probabilmente l'unica cosa che non manca loro sono i denari, grazie alle royalty petrolifere. Beh, questo secondo me, ma li ho visti anche, insomma, a tutti gli effetti è uno Stato, secondo me, ricchissimo, che ha potenzialità enormi, per noi italiani ancora di più, anzi non dobbiamo proprio farci scappare queste opportunità, perché prima o poi lo scontro tra bande, che poi non è tra bande ma tra interessi economici, dovrà finire. Ormai sono già ben 7 anni che combattono, che hanno tutte queste diatribe. Forse lo sbaglio iniziale, quello che penso io personalmente, è stato quello di non supportare l'allora governo di Tripoli, che era chiamato filo islamico, ma che di islamico non aveva niente, ma questo è il mio parere personale. Lei è un imprenditore, è stato, dice, a misurata. Ha avviato lei commerci, rapporti? Ma i rapporti sì, i commerci no, perché purtroppo le lettere di credito non riescono a partire, si fa fatica a farle partire. La Banca Centrale, come dicevo prima, è, non dico paralizzata, ma quasi. La nostra ambasciata... Che è l'unica, fra l'altro, l'unico paese al mondo che ha l'ambasciata a Tripoli, sì, che peraltro ha delle persone veramente caparbie e coraggiose, abbiamo dei funzionari che sono veramente bravi, veramente da dare un merito perché sono là e perché stanno là e operano anche a favore delle poche imprese che attualmente operano nel mercato libico. Sì, comunque, dico, sono rimasto sorpreso dal vedere che comunque c'è, magari poco, ma insomma c'è La volontà si potrebbe fare 1000 volte tanto. Adesso noi abbiamo avuto ospite questa delegazione, che è una delegazione del governo ufficiale, non di altri governi, ma la delegazione di cui facevano parte il Presidente della Commissione dei Feriti, il Presidente della Commissione dei Martiri della guerra, per cui tutti quelli che hanno subito amputazioni o menomazioni fisiche. Adesso loro stanno, perché hanno feriti e malati in tutta Europa. Sì, perché insomma, la Libia ha circa 9-11 mila persone all'estero per cure mediche. Soprattutto, mi dicevano, ne hanno molti in Turchia, Tunisia, Giordania, ma in Bosnia anche ne hanno portati tantissimi. Bosnia, Serbia, Cecoslovacchia, Germania. In Italia ce ne sono pochi perché abbiamo problemi per i visti, come peraltro anche gli altri paesi. Il nostro intento è quello di creare un rapporto stabile, sereno e di amicizia per poter far lavorare le nostre imprese, a far ritornare nel più breve tempo possibile tutti questi ragazzi, perché sono ragazzi, la maggior parte, che hanno subito amputazioni o traumi da guerre, perché sono ragazzi che hanno da un mitragliatore gli è partito un braccio, una mano, una spalla, le gambe, per cui insomma situazioni veramente complesse e difficili, come peraltro insomma, io mi ricordo mio bisnonno, insomma, appena finita la guerra, cioè, la guerra porta solo disgrazia e porta solo dolore.
Pertanto, Ecco, è una situazione che però deve sbloccare la politica, mi pare di intendere, che le potenzialità ci sono, ma se in realtà poi appunto non si riesce ad avviare commerci per... Gli interessi internazionali sono molteplici e sono tanti, per cui insomma, sta al governo nostro adesso cercare di redimere un po', secondo me. La volontà del libico è quello di cooperare più con l'Italia, non tanto per il pregresso, perché anche noi abbiamo portato, insomma, abbiamo fatto anche tante cose, abbiamo fatto strade, ospedali col fascismo, però abbiamo fatto anche tanti danni. Abbiamo fatto cose belle e brutte. Abbiamo fatto cose belle e brutte, però rispetto ad altri paesi che hanno fatto solo cose brutte, l'Italia ne ha fatte anche di belle. Sì, infatti dicono che insomma, gli italiani sono ben visti. Ma diciamo che io per quanto mi riguarda, perché giro abbastanza, insomma, noi italiani ci vogliono, siamo sempre rispettati perché siamo tolleranti. E la tolleranza è un fattore che altri popoli, altri paesi non hanno. Hanno un loro modo di vedere e di intendere le cose, per cui sono rigidi, per cui se tu sei rigido con una popolazione che insomma ha un suo modo di vedere, un suo modo di pensare, non vai avanti. Noi siamo tolleranti, rispettiamo, almeno per quanto mi riguarda, io rispetto il loro modo di vivere, il modo di essere e pertanto pretendo di essere rispettato e dobbiamo pretenderlo. Però insomma le attività, le persone che ho conosciuto a Misurata a maggio sono tutte persone di altissimo livello, anche culturale, liberi da dogmi o da pregiudizi culturali, religiosi. Loro vogliono solo quello che mi dicevano e mi dicono tuttora, vogliono incominciare a ritornare a vivere perché sono stanchi di guerra, sono stanchi di morte, sono stanchi di privazioni, perché insomma, la luce può mancare anche 2 o 3 giorni di fila, l'energia elettrica quando manca, insomma, sono problemi generali. Quindi possiamo concludere dicendo che le aziende, perlomeno quelle di Confapi Sanità, sono pronte in attesa che la situazione... Sì, noi siamo pronti da anni, sereni. Ma secondo me prima o poi, nel giro di 6-7 mesi, un anno massimo, dovrà sistemarsi le cose, non può andare avanti così. Pertanto l'Italia sicuramente sarà in prima linea per portare le nostre esperienze e il nostro know-how. Grazie a Massimo Pulin, che ricordo essere il presidente di Confapi Sanità Veneto, tra i protagonisti di questo recente incontro che c'è stato per sviluppare i rapporti, soprattutto nel campo medico e sociale, fra l'Italia e la Libia, in particolare fra la provincia di Padova e il paese africano. Grazie a voi, alla prossima. Arrivederci.